stampa, al termine della quale per una ventina di minuti sarà qui in diretta radiofonica proprio Matteo Salvini. E torniamo appunto alla rassegna stampa con l'articolo di fondo intanto del giornale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Il giornale sceglie di puntare su Grillo asfaltato più che sui guai di Forza Italia. La Le Pen in Francia, Tsipras in Grecia, ma anche Gran Bretagna, Austria, Irlanda, Danimarca, Olanda. In Gran Bretagna poi per certi versi il successo di Nigel Farage è ancora più rumoroso, o meglio, è rumoroso tanto quanto quello di Marine Le Pen in Francia. Primo partito la Le Pen in Francia con il suo Front National, primo partito in Gran Bretagna lo UKIP, lo United Kingdom Independence Party, che surclassa i tradizionali partiti laburisti conservatori ed è per la Gran Bretagna uno scossone veramente storico, mai visto. In Gran Bretagna il voto vede lo UKIP in testa al 31% addirittura. In Germania tiene Angela Merkel, 7% per Alternative für Deutschland. Ma comunque il voto britannico come potenza dirompente è pari a quello di Marine Le Pen in Francia. In ogni caso l'Europa dell'euro e degli eurocrati, scrive Alessandro Sallusti su Il Giornale, crolla sotto i colpi dei partiti della protesta. Soltanto in Italia i partiti, virgolette, parlamentari reggono l'assalto dei nuovi sfascisti, li chiama Sallusti. Renzi mette le ali, arriva al 40%, Grillo paga le sue buffonate e arretra. Forza Italia paga pegno ma non crolla, e senza la sciagurata scissione di Alfano, fallimentare il suo risultato, un disastro se si tiene conto che era pure alleato all'UDC di Casini, l'ex PDL avvicina i risultati delle ultime politiche e insieme centrodestra e centrosinistra superano di slancio il 60% dei consensi. Un miracolo visto quel che è successo fuori dai nostri confini. In Italia lo sconfitto è Grillo, che aveva scommesso sul sorpasso. Al comico comunista non è riuscito ciò che la Le Pen ha ottenuto in Francia. Alle ultime politiche il Movimento 5 Stelle era il primo partito, oggi non lo è più, un anno dopo. In Europa la vera sconfitta è la signora Merkel, scrive incredibilmente Sallusti. Merkel resiste solo in casa sua, direi, perché ogni cittadino vota nel proprio paese, non è che il tedesco vota in Italia e l'italiano vota in Germania. Ad ogni modo ci sono chiari segnali che anche in Germania l'opposizione interna prende forza. Col senno di poi, se 3 anni fa la Merkel e i suoi sciocchi alleati, Sarkozy in testa, avessero ascoltato, invece di cacciarlo con i sorrisetti ironici, l'allora premier Berlusconi, che unico tra i leader predicava un drastico stop alle ricette del rigore e supplicava una maggiore elasticità dei parametri dell'euro, insomma, se questi due imbecilli di Merkel e Sarkozy avessero ascoltato quel genio di Berlusconi, scrive Sallusti, oggi il quadro sarebbe completamente diverso. Hanno invece preferito lasciare alla piazza e ai partiti estremisti di ultradestra in Francia, di ultrasinistra in Grecia, tutto lo spazio e il tempo di incanalare a loro favore la rabbia e la disperazione degli europei per le politiche di rigore. E adesso sono guai. La Merkel, a braccetto con la sinistra europea, è riuscita nell'impossibile impresa di ridare fiato e corpo a neocomunisti, post-fascisti, movimenti antagonisti alla Grillo, nazionalismi vari, financo ai nazisti in casa sua. Un capolavoro. È vero che i partiti della protesta hanno niente in comune tra loro, mai potranno allearsi per contare numericamente come unica forza nel Parlamento europeo, ma sono gli effetti sulle politiche interne dei singoli stati il vero terremoto. Che forza e che autorevolezza leader e partiti dimezzati e umiliati, vedi Hollande, potranno mettere in campo per cambiare le cose? Già oggi sarà una corsa a mettere pezze. E qualcosa andrà rivisto anche in casa nostra. Berlusconi, limitato nelle parole e nei movimenti, è riuscito ancora una volta a compiere il miracolo di tenere in vita e in gioco il mondo dei liberali. Merita un monumento e lo attende un nuovo sforzo, ricomporre la diaspora. Ci avevano dati morti per sempre, non lo siamo, conclude Sallusti, e soprattutto da ieri è chiaro a tutti che il nostro futuro non sarà mai nelle mani degli Alfano, dei Cicchitto, dei Lupi, per fortuna. L'altro commento in prima pagina sul giornale è quello di Livio Caputo. Il messaggio euroscettico era atteso, il messaggio euroscettico è arrivato in Francia con la forza di un ciclone, in altri paesi con minore intensità, nel complesso dei 28 in modo differenziato, ma è interessante rilevare
che le affermazioni più eclatanti sono venute da 4 paesi più grandi: Francia, Gran Bretagna, Italia e perfino Germania, dove Alternative für Deutschland, rimasta fuori in autunno dal Bundestag, dovrebbe mandare a Strasburgo dai 6 ai 7 deputati, e da alcuni paesi più ricchi e meno colpiti dalla grande crisi: Austria, Danimarca, Olanda. Con l'eccezione della Grecia, dove i numerosi nemici dell'Unione Europea si sono divisi tra estrema destra e estrema sinistra, non hanno invece presentato formazioni euroscettiche i paesi finiti sull'orlo del fallimento e salvati dall'intervento dell'Unione: Portogallo e Irlanda, anche la Spagna a dire il vero. Altri partiti anti-Unione Europea, che erano dati in crescendo come i veri finlandesi, hanno invece deluso le aspettative. Un dato interessante, prodotto anche dall'inusitata asprezza dello scontro, scrive Livio Caputo in prima pagina sul Giornale, un dato interessante è che per la prima volta in 40 anni la partecipazione al voto aumenta, sia pur di un soffio, 43,11 contro il 43 del 2009. I risultati del voto pongono 2 interrogativi cruciali, secondo Caputo. Primo, come si rapporteranno tra loro i vari partiti anti-europei una volta che si ritroveranno in Parlamento? Anche se è difficile far conto di quanti saranno, possiamo presumere che la percentuale sia intorno al 20% del totale. Marine Le Pen, che con il suo clamoroso 25% si è conquistata il ruolo di leader virtuale, ha subito lanciato un appello a una specie di union sacrée, con l'obiettivo di costituire un gruppo unico che avrebbe diritto a un buon numero di presidenze di commissioni e di altri posti importanti, e potrebbe perciò condizionare molte decisioni. Nell'entusiasmo della vittoria sembra avere lanciato un ponte perfino a Grillo, che ha pure dichiarato di non avere nulla da spartire con lei. Ma questa operazione, che risponderebbe alla logica, è più facile a dirsi che a farsi. Finora i rapporti tra i vari movimenti sono stati superficiali. I vari leader quasi non si conoscono tra loro, e sia tra le ideologie sia tra i programmi c'è spesso un abisso. L'unico elemento sicuramente unificante è la lotta all'immigrazione. Difficilmente, per fare un esempio, lo UKIP britannico, il cui leader Nigel Farage vanta un clamoroso successo, potrebbe convivere col Movimento 5 Stelle o il Front National ripulito da Marine Le Pen, con i paranazisti ungheresi, greci o slovacchi. Se anche sotto impulso francese un gruppo euroscettico si formerà, non riuscirà a includere tutti. Comunque vada, non si può fare a meno di rilevare che la Francia, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, si è messa per la terza volta all'avanguardia di chi vuole disfare la costruzione europea, nel 1954 bocciando la Comunità Europea di Difesa, 5 anni fa affossando con un referendum il progetto di Costituzione europea, e adesso dando una schiacciante maggioranza a un partito che considera l'Unione Europea causa di tutti i mali. Secondo interrogativo cruciale dal risultato del voto, secondo Livio Caputo: come questo voto influirà sulla scelta del prossimo Presidente della Commissione? Sebbene manchino ancora molti dati, sembrano avverarsi le previsioni che il Partito Popolare supererà, grazie soprattutto ai voti dei nuovi membri dell'Est Europa, di qualche seggio quello socialista, indebolito dalla catastrofica disfatta di Hollande in Francia. Dovremo perciò aver evitato il pericolo che i governi che dovranno designare il presidente si ritrovino Martin Schulz come candidato designato dal Parlamento, e potranno puntare sul più affidabile, anche se non certo esaltante, Juncker, il quale si è affrettato a rivendicare la posizione. Ma il vecchio duopolio Partito Popolare, Partito Socialista, che esercitava uno stretto controllo sul Parlamento, non potrà più funzionare come prima. L'altro commento sulla Francia, sul Giornale, è quello di Jean-Michel Lessine: il ciclone Marine Le Pen che si prende la Francia. Il Front National col 25% è il primo partito in Francia. I socialisti crollano e parlano di shock mondiale. Rotto il tabù a Berlino, eletto un neonazista, bene socialisti e anti-euro, Merkel resta salda, subito vertice per decidere chi guiderà la commissione di Bruxelles. Dal Giornale passiamo alla prima pagina del Secolo XIX di Genova. Valanga Renzi, vittoria storica, è il titolo d'apertura. 2 i commenti, quello di Andrea Castanini: vincono le riforme, è l'Italia che vuol cambiare. Quello di Lorenzo Robustelli: l'Europa salvata da padri e vittime del rigore. Renzi: è un trionfo, Grillo blinda i suoi voti,
crolla Forza Italia, bene la Lega. Gli euroscettici assediano l'ultimo fortino del Partito Popolare Europeo, Draghi ammette la gelata e dice dobbiamo tenerne conto. Intanto vediamo l'apertura della prima pagina dell'ANSA, è rimasta quella con ancora il richiamo agli exit poll nel titolo d'apertura. L'agenzia Stefani è un po' indietro, diciamo così. Il commento di Maria Elena Boschi, la ministra, al risultato storico, silenzio nelle fila del Movimento 5 Stelle. Il blog di Beppe Grillo, beppegrillo.it, apre in questo momento con Elio Lannutti in piazza San Giovanni, la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Beppe Grillo. Anche qui il blog è rimasto senza commenti. Non c'è nessun accenno all'attualità se non nei commenti dei navigatori, il primo dei quali scrive: Grillini, invece del selfie del voto voglio il selfie della vostra faccia ora. Comunque il blog di Beppe Grillo è immobile da ieri, non c'è nessun commento e aggiornamento. L'Intraprendente, il giornale online diretto da Giovanni Sallusti, titola in apertura: Grillo chi? Non è una sconfitta politica, è un'umiliazione personale, quella di Giuseppe Piero detto Beppe. Aveva detto se perdo vado a casa, è stato disintegrato da un Renzi che rappresenta anche pezzi rilevanti di mondo produttivo. Per il resto Berlusconi tiene, Salvini resuscita la Lega, Alfano è il nulla, scrive l'Intraprendente. Il quotidiano invece di Gianluca Marchi, l'Indipendenza, mette in primo piano il risultato catalano. Europee in Catalogna, Esquerra Republicana supera Convergencia y Unió ed è il primo partito. In Catalogna gli indipendentisti di sinistra, Esquerra Republicana appunto, sono arrivati in testa alle elezioni europee nella regione iberica, superando la coalizione nazionalista Convergencia y Unió del presidente catalano Artur Mas. Il secondo titolo dell'Indipendenza è per la Lombardia. Il Partito Democratico sfiora il raddoppio dei voti, per la Lega Salvini è al record di preferenze, scrive il quotidiano L'Indipendenza. Vediamo subito l'articolo. In Lombardia il Partito Democratico sfiora il raddoppio nel risultato delle europee. Se nel 2009 sarà fermato al 22%, a questa tornata elettorale è di gran lunga primo partito in Lombardia col 40,3% dei voti, il 44,95% a Milano città. A perdere decisamente voti è Forza Italia, il Popolo della Libertà nel 2009 era al 35% in regione, stavolta è al 16,8%. Gli azzurri secondo partito, seguiti dal Movimento 5 Stelle che ottiene il 15,7%, qualche punto meno che alle politiche dello scorso anno. La Lega Nord si ferma al 14,61%, meno dell'oltre 23% che aveva ottenuto nel 2009, ma comunque è un risultato soddisfacente. Si può parlare di un successo personale del segretario del Carroccio Matteo Salvini, recordman assoluto di preferenze, 180.000 in Lombardia, oltre 220.000 per Salvini in tutta la circoscrizione nord-ovest, che comprende anche Liguria, Piemonte e Val d'Aosta. Si ferma invece al 3,51 in Lombardia la lista Tsipras, fa i conti il quotidiano L'Indipendenza. Di ciclone Renzi parla anche Dago Spia, poi vediamo pure la notizia. La notizia giornale.it, elezioni, proiezioni, boom Renzi oltre il 40%. Alle urne col tintinnar di manette, l'editoriale del direttore Pedullà. Vediamo anche l'ANSA nel dettaglio delle elezioni, il dettaglio degli scrutini. Siamo a 61.530 su 61.592 sezioni. I risultati sono quelli che abbiamo già detto. E infine, a questo punto, anche il sito del Ministero dell'Interno, 61.530 sezioni su 61.592, che conferma quello che abbiamo già ampiamente ripetuto. Sopra la soglia del 4%, andando per gradi, troviamo l'altra Europa con Tsipras, 4,03%, il nuovo centrodestra di Alfano più l'UDC al 4,38%, Lega Nord 6,16%, Forza Italia 16,8%, Movimento 5 Stelle 21,1%, Partito Democratico 40,8%. Mancano adesso una sessantina di sezioni a chiudere definitivamente in maniera ufficiale i conti anche per il Ministero dell'Interno. Lasciamo il secolo XIX, vediamo l'apertura del Fatto Quotidiano. Renzi doppia Grillo, PD record oltre il 40%. Il Premier manda i democratici al 41,8%,
in realtà adesso siamo, come dicevamo, dati del Ministero dell'Interno alla mano, al 40,81, cambia poco naturalmente, comunque un grandissimo successo per Renzi. Movimento 5 Stelle si ferma al 21,6%, Berlusconi balla attorno al 16%. Cosa farà adesso Berlusconi? Astensione verso il 43%. Tsipras va oltre la soglia di sbarramento, Alfano è sul filo. Peraltro invece Alfano ha preso uno 0,3% in più di Tsipras, comunque oltre il 4% soglia di sbarramento. A Parigi il Front National chiama i 5 Stelle, venite con noi, la risposta non se ne parla, scrive il Fatto Quotidiano del lunedì. Parlamento europeo, 212 seggi al PPE, Partito Popolare, 185 ai socialisti, 107 agli euroscettici. Con questi risultati Renzi è davanti a una svolta: arroccarsi a Palazzo Chigi scontando i problemi di una coalizione più debole, oppure rilanciare il suo successo personale con elezioni anticipate, una sorta di sfida finale con Grillo ridimensionato. Il bivio del vincitore è il titolo del commento firmato dal direttore del Fatto Antonio Padellaro. Renzi ha travolto Grillo realizzando un successo clamoroso come non si vedeva dai tempi della vecchia democrazia cristiana. Pur nell'incertezza dei risultati elettorali, causa la demenziale decisione di chiudere i seggi in Italia alle 23, alcuni dati emergono con grande chiarezza, sulla base di exit poll confermati da proiezioni notturne. Chiarissima è anche la vittoria in Francia della destra radicale di Marine Le Pen e in Grecia della sinistra radicale di Tsipras. Successi che già fanno capire che nel nuovo Parlamento europeo il blocco tradizionale di popolari e socialisti, con i popolari in vantaggio, dovrà vedersela con un fronte euroscettico molto più forte del previsto. Cos'è dunque che possiamo dire senza sbagliare troppo sul voto di casa nostra? Primo, scrive Padellaro, l'affluenza alle urne non è stata così bassa come si pensava, attestandosi sul 57%, per la precisione siamo al 58,69% dati del Viminale. Un dato che non sfigura rispetto agli altri paesi europei. Secondo, nello sprint Renzi-Grillo il Premier ha doppiato l'avversario, mentre il Movimento 5 Stelle non solo non ha sfondato come il suo leader pronosticava, ma arretra rispetto alle passate politiche. Grillo adesso dovrà farsi molte domande. Certamente ha spaventato molti lettori con i suoi proclami, gettandoli nelle braccia di Renzi. Terzo, Forza Italia resta molto lontana da quella soglia del 20% che Berlusconi aveva sperato e conosce una cocente sconfitta, di cui tuttavia non si gioverebbe il partito di Alfano, che balla sul 4%, ostacolo che in queste ore anche la lista Tsipras spera di superare, mentre assistiamo alla resurrezione della Lega, scrive Padellaro. Con queste tendenze il governo Renzi è molto più forte, anche se è diventato un monocolore. Quanto al movimento di Grillo, pur nell'insuccesso, si conferma prima forza di opposizione, un po' poco per chi aspirava alla guida del paese. Così stando le cose, Renzi si trova davanti a un bivio: o arroccarsi a Palazzo Chigi, rischiando di farsi logorare dai problemi di una coalizione più fragile e con un Parlamento non del tutto amico, oppure rilanciare lo straordinario successo personale raccolto alle europee sul tavolo delle elezioni politiche anche nel prossimo autunno. Sarebbe una sorta di sfida finale con un Grillo ridimensionato. Ma Napolitano sarà d'accordo? Vediamo anche i titoli delle pagine interne rapidamente del Fatto Quotidiano. Il PD ha 11 milioni di voti, Grillo male, Berlusconi pure. Record del PD, oltre il 40% dei consensi, bene la Lega che supera il 6% dei voti. Le Pen schianta Hollande, sciogli il Parlamento, chiede Marine Le Pen al Presidente della Repubblica francese. Oggi riunione d'emergenza del governo, un terremoto, dice il Premier Valls, gli anti-euro crescono da nord a sud. Grillo è secondo in Italia, ma viene quasi doppiato dal Partito Democratico. Oggi il comico commenterà sul blog, dove già spopola l'hashtag vinciamo poi, cioè tutto rimandato, semmai ci sia una data ulteriore. Tra l'altro il blog di Beppe Grillo è paralizzato su Elio Lannutti in piazza San Giovanni l'ultimo giorno della campagna elettorale. Prima della pubblicità, pasticci a Roma, troppi timbri, non puoi votare. In pratica le schede elettorali dei romani erano già tutte
piene di timbri, Alfano in bilico fra sospiro e batosta, e poi La notte infinita di Mentana, Vespa e compagnia e poco altro. Dopo la pubblicità vediamo anche Il Foglio e Il Sole 24 Ore, oltre brevissimamente a Italia Oggi e ai due inserti di Repubblica e del Corriere, Repubblica Affari e Finanza, Corriere Economia. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Soffri di dolori alla schiena, alle articolazioni o alle ossa? Hai problemi di artrosi o artrite? BioLife Therapy è la soluzione che aspettavi. Chiama adesso il numero 039 9630 465 per una prova gratis e senza impegno a casa tua. Sei stanco di prendere antidolorifici e desideri vivere senza dolore? BioLife Therapy cambia la qualità della tua vita. È un dispositivo medico professionale certificato per uso domiciliare che svolge una terapia curativa e biorigenerante per tutta la famiglia. È totalmente privo di effetti collaterali. Elimina tutti i tipi di dolori come spalle, cervicali, mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Un esperto verrà a casa tua e ti farà provare subito i benefici di BioLife Therapy, gratis e senza alcun impegno. Di addio per sempre ai tuoi dolori. Chiama adesso il numero 039 9630 465. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefin da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefin.com. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano combatte ogni giorno per cancellare il cancro. Insieme ce la faremo. Dai il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori. La tua firma conta molto. Codice fiscale 800 182 301 53. Dal 26 maggio all'8 giugno in Piazza Castello, aspettando Expo 2015, passeggiamo tra le bancarelle città di Milano, incontrando profumi, colori e sapori tipici delle nostre regioni italiane, d'Europa e del resto del mondo, tra cultura, corsi di giardinaggio e tanta animazione per bambini e musica dal vivo. Vi aspettiamo numerosi. Bancarelle città di Milano, perché un evento non vale l'altro. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. In battaglia, da oggi in battaglia più che mai, signori, partendo, o meglio ripartendo, dal nostro territorio. E quando si parla di territorio, signore e signori, si parla di Alberto Acerbis. Buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli amici di Radio Padania Libera. Questa mattina
parliamo della promozione, di una promozione molto importante, ricordando, come dicevi adesso tu nella tua ouverture, parliamo di olio italiano, estratto a freddo, da olive italiane, con la rintracciabilità, e se qualcuno le vuole, e ci fa un piacere se le chiede, con le analisi chimiche, quindi uno non solo riceve l'olio, la promozione che dirò tra un secondo, ma anche saprà cosa mette in tavola, perché l'olio extravergine di oliva, come sai Semi, non solo è un ottimo condimento, ma se è fatto bene, se è gestito bene, se è prodotto bene, è ottimo anche per la salute, anzi direi che è eccezionale per la nostra salute. La promozione fantastica che è questa: con 65 euro tutto compreso portiamo sull'uscio di casa vostra 4 bottiglie di olio grezzo da litro e 2 di fresco di frantoio da litro, 6 bottiglie, 65 euro. Con 10 euro in più vi diamo la padella della Ballarini in pietra anulare di granito, valore 30 euro, 5 anni di garanzia, stupenda, e in più, compreso in 10 euro, se volete aggiungere, una tovaglia in cotone bergamasco da 6 posti, quindi una tovaglia 180 x 140 molto bella. Tutto a 75 euro, 65 l'olio, con 10 euro in più, padella in pietra di granito e la tovaglia. Solo la padella varrebbe 35. Per prenotare 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Padania Libera. Grazie Alberto, alla prossima. A te, vai. Born to be wild. Tutti i giovedì sera dalle 21 alle 23:30 Roberto Maggi vi aspetta sulle strade della libertà. Politica, attualità, ospiti a sorpresa. Vi aspettiamo. Bene, torniamo alle prime pagine di oggi e vediamo anche il foglio quotidiano di Giuliano Ferrara con il commento del direttore. 10 giorni in preda ai fuochi di stupro dell'orso cabarettista Grillo. Ora vediamo. Il bipolarismo di cui si è deciso ieri nelle urne non è in Italia tra destra e sinistra e nemmeno tra Grillo e Renzi, scrive Ferrara. È il dualismo tra una pulsione di stupro ferino della politica e della vita civile, delle persone come combinazione di corpo e anima, e l'aspirazione a vivere e lasciar vivere, a fare senza strafare, a scivolare nell'esistenza con qualche idea omologabile, senza superomismi e profetismi troppo umani, nicciani insomma. Ora vediamo come gli italiani, cioè noi, hanno reagito a questa esibizione di manliness, senza risparmio di coprolalia, a questo uso teatrale e cabarettistico del corpo massiccio, gommoso e saltellante, della vocalità stremata, del fuoco nella pancia dell'orso, che si propone di mandare tutti a casa e poi in galera con regolare processo online. Marine Le Pen e Nigel Farage sono capi partito che sfruttano un'onda emotiva e politicamente legittima. L'orso che ha riempito le piazze di sadomasochisti, cioè Grillo, è un'altra cosa. È il suscitatore di una tempesta ormonale nel vecchio senso machiavellico di una fortuna donna battuta e sottomessa dall'ardore del principe nuovo. Il residuo di sense of humor dell'attore, l'irrilevanza della sua prospettiva, la sua finale inefficacia non devono ingannare. L'esperimento di soggezione pubblica e privata al quale abbiamo assistito nell'ultima settimana di campagna elettorale è perfettamente riuscito. Berlusconi e Renzi, ciascuno nel suo momento felice o infelice, sono due tipi umani di italiani che seducono, pretendono di piacere, vogliono convincere. L'orso Gribbels, Grillo, vuole strappare, lacerare, contundere, esercitare l'arte del comando assoluto che procede dalla sua fisicità selvaggia, impaurendo giustamente i più vecchi elettori, per inoltrarsi nel percorso impersonale, anonimo, della rete del guru col cappellino, Casaleggio. Ci sono circostanze in cui il trionfo dell'ignoranza, della menzogna, della violenza è a portata di mano e il nostro paese ha conosciuto i fasti di tali trionfi in passato. Ora vediamo.
Il ridimensionamento dei predatori è nelle cose, perché della giungla sentiamo il disordine e l'affrore bestiale, ma non viviamo nella giungla. Se Dio vuole, la politica democratica è un mondo di corruzione, di decadenza, di mitezza sfuggente e di pratica della mediocrità, che non prevede pulsioni visionarie di quel genere. Un'alleanza dei fattori di stabilità e di vita avrà ragione, come è naturale, dell'odiosa esibizione e scaltra di purezza moralizzatrice e di futuro da acchiappare con gli artigli. Così, in poco tempo, conclude Giuliano Ferrara, il passato, l'andazzo, la tradizione, il buonsenso distruggeranno quel residuo di vera paura che si è vista negli eserciti non combattenti di giornalisti e di commentatori pavidi, tutti intenti a portare la mucca sotto il toro, come è sempre successo nei momenti di ruvido passaggio. Basta aspettare, lo spaghetto tremulo passerà, ma bisogna far tesoro della lezione. Se i seduttori sono pallidi, se cedono alle lusinghe imbonitrici del fantasma della illibertà che si scatena contro il gioioso legno storto di una comune umanità, alla fine i predatori fanno la loro corsa pericolosa e aggiogano al loro carro il popolo pazzo e la sua fissazione paranoica su una comunità di destino bonificata dall'incendio doloso e dalle sue conseguenze. Io comunque, nonostante tutto, mi fido dei pompieri, scrive Giuliano Ferrara. Vediamo il quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore del lunedì, che apre con questo titolo: stravince il PD di Renzi, shock francese in Europa, premiato il partito del Premier, Lega al 6%, Le Pen si afferma col 25%, crollano i socialisti, tiene la Merkel. Nell'Unione Europea, primo il PPE, Partito Popolare, avanzano gli euroscettici. In Gran Bretagna successo di Lafarge, scrive con un refuso evidente il Sole 24 Ore, il successo di Nigel Farage. Sempre dalla prima pagina poi del Sole 24 Ore la serie dei commenti sono parecchi, l'editoriale, i due editoriali di Guido Gentili, dalle urne una spinta alle riforme. Un'altra campagna è da stamani sui tavoli del Presidente del Consiglio Renzi, la sua una vittoria storica della politica italiana e dei mercati. Passata la campagna elettorale, tra urla e promesse di stampo novecentesco, se ne apre una nuova, che ci auguriamo molto diversa. Quella per riportare l'Italia in un'Europa che comincia a rifare i conti con se stessa su un sentiero stabile di crescita e di cambiamento. Le due parole più invocate da anni, ma intorno alle quali la classe dirigente ha girato a vuoto per troppo tempo. L'altro commento è quello di Adriana Cerretelli: euroscettici, un messaggio alla Merkel. Schiaffo all'Europa, sonoro, violento, l'assenteismo inferiore alle attese non può essere consolazione per nessuno. Nelle sue multiformi espressioni, l'euroscetticismo di destra e di sinistra, nazionalista o populista, ha colpito forte in molti paesi, soprattutto in Francia, ma anche in Gran Bretagna, Italia e Polonia, solo per citare i grandi paesi. A Parigi Marine Le Pen ha fatto del Front National il primo partito. C'è chi minimizza la valanga, convinto che nel nuovo Europarlamento gli anti-europei conteranno poco perché troppo divisi per influenzarne le politiche. Può essere, ma il problema è un altro: il peso che avranno nei rispettivi paesi, dove la loro voce rischia di diventare ineludibile nella definizione delle singole posizioni nazionali sull'Europa. Ed è qui che il voto francese diventa una, anzi la questione europea. Quali margini di manovra potrà avere la Francia di Hollande, ormai più che minoritaria in Francia, nel decidere le riforme interne e soprattutto nel condurre il già difficile dialogo con la Germania della Merkel per costruire un'Europa più giusta, solidale e equilibrata? Non c'è dubbio, commenta Adriana Cerretelli, che il voto euroscettico in Francia come altrove è reazione alla crisi economica, ma è forse ancor di più rivolta contro i partiti tradizionali e una classe dirigente che non ha saputo rispondere a istanze e incertezze di società impaurite. Come se ne esce? Con più Europa, ma con un'Europa meno tedesca, più attenta alle esigenze dell'intera famiglia europea. E ora sotto osservazione lo spread di Parigi. È il nuovo fronte, secondo Isabella Bufacchi, sempre in prima pagina sul Sole 24 Ore. Saranno i titoli di Stato francesi gli osservati speciali da oggi sui mercati, all'indomani della schiacciante vittoria del Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Il successo di Renzi alle elezioni europee
rafforzerà sui mercati l'attesa di un'accelerazione del processo di riforme strutturali e istituzionali, già molto diffusa tra i traders dei BTP italiani, che continueranno da oggi a scommettere su uno spread a quota 100-125 entro 2 anni. In chiusura della crisi della moneta unica e del debito sovrano europeo, e mentre si avvia a soluzione il problema delle banche europee, queste elezioni hanno aperto una nuova crisi denominata in euro, tutta politica, gonfiata dai venti dell'anti-europeismo e del populismo francese. I mercati devono ora valutare lo spread fra i Bund tedeschi e i titoli francesi. Il punto politico di Stefano Folli invece sottolinea che Renzi ora ha un'opportunità storica. Come capita talvolta nei tornanti della storia, il destino ha messo nelle mani di Renzi una grande vittoria politico-elettorale e una altrettanto rilevante responsabilità. Per la prima volta un leader del centro-sinistra ha la forza e i mezzi per riformare il paese. Opportunità storica del vincitore Renzi per riformare l'Italia da non sprecare. E infine l'affluenza cala non tracolla. L'analisi del voto dell'esperto di flussi elettorali, il professor Roberto Dalimonte. Come molte altre volte in passato, l'affluenza alle urne ha giocato un ruolo rilevante in queste elezioni. Affluenza in calo, ma sempre più alta della media. Si temeva il voto in una sola giornata, l'effetto negativo è stato limitato dalle comunali in 4.000 città. L'ultimo commento in prima pagina sul quotidiano di Confindustria è quello di Carlo Bastasin. L'Unione perde l'asse portante, lo shock del risultato francese lascerà certamente l'impatto più forte tra quelli emersi dal voto europeo. Vediamo adesso rapidamente anche il primo piano di Repubblica, Affari e Finanza. Il capitale riscritto dai grillini è l'articolo d'apertura dell'inserto economico-finanziario di Repubblica, a firma di Roberto Mania. Non ha una storia alle spalle il Movimento 5 Stelle, non ha ideologia, non ha programma di governo e nemmeno in senso stretto programma economico. Il cocktail della Grillonomics, che in questo momento perde, a dire il vero, di attualità all'indomani del voto o comunque di urgenza. Poi c'è un pezzo di Giovanni Pons sulla Unipol, l'inchiesta su Cimbri che preoccupa Mediobanca, mentre il Corriere Economia mette in prima pagina il commento di Danilo Taino che prende spunto dal voto delle elezioni europee di ieri. Gli elettori hanno detto ai governi che l'Unione Europea non può andare avanti come ha fatto finora. C'è stata una grande crisi e continuare nel business as usual non è possibile. Molti voti sono stati di protesta, ma non sono voti contro la democrazia, scrive nell'inserto economico del Corriere della Sera Danilo Taino. Anzi, i cittadini europei chiedono più democrazia, che le decisioni vengano prese vicino a loro, con loro, e non da una eurocrazia distante. Riuscirà questo voto a focalizzare le menti dei governi e dei partiti? Ma, scrive Taino, trattenere il fiato in attesa di una sorpresa è difficile. Gli uomini candidati alla guida della Commissione dalle 3 maggiori famiglie politiche europee sono i rappresentanti proprio dell'incapacità di cambiare passo: Juncker, Schulz e Verhofstadt. Vedremo se qualche leader saprà sollevarsi al livello della sfida lanciata dagli elettori. Il rischio sta nel non saper rispondere alla protesta dei cittadini. Nelle prossime ore saranno evidenti i punti di maggiore instabilità politica nel continente. Se su questi dovessero innestarsi tensioni di mercato, la capacità di reazione di governi indeboliti sarebbe limitata. La tentazione di scivolare verso politiche di instabilità si rafforzerebbe. Certo, a Francoforte ci sono sempre la Banca Centrale Europea e Mario Draghi che possono intervenire, con le parole o con i fatti, attraverso il programma di acquisto titoli pubblici che non è mai stato utilizzato ma è ancora in vigore, il programma OMT. Una diga contro i crolli, ma una diga che può fermare le ondate di una crisi finanziaria, ma poco può fare contro una crisi politica. Gli interventi di Draghi saranno necessari nelle prossime settimane, ma non possono più bastare. Torniamo a questo punto brevemente alla prima pagina del Corriere della Sera con i 2 commenti che abbiamo soltanto citato nei titoli ieri. E innanzitutto l'articolo di fondo firmato da Massimo Franco, un credito personale. Sono state vissute come le elezioni di Grillo, scrive Massimo Franco, ma in realtà il Movimento 5 Stelle è stato surclassato dal PD di Renzi. Il grillismo è una gigantografia della crisi del sistema, ma non è la sua soluzione.
La realtà è che l'Italia preferisce la promessa di stabilità e di cambiamento di Renzi, per quanto ancora indefinita, e le dà fiducia, mentre una porzione di opinione pubblica, oltre il 40%, si astiene, in attesa di un'offerta politica nuova. I tre partiti principali riflettono una semplificazione apparente degli schieramenti. In realtà, scrive Franco, nascondono un disorientamento che prelude a un'ulteriore evoluzione dei rapporti di forza. Lo sfarinamento del centrodestra è vistoso. A Berlusconi è rimasta una quota di elettorato sul 16%. Grillo pensava di vincere trasformando le elezioni in un referendum su se stesso. Ha imposto la sua agenda, ma l'esito paradossale è stato di rafforzare un partito democratico per il quale le europee erano un'incognita. Se il compito di Renzi era respingere l'onda di Grillo, in buona parte ci è riuscito, anche se la marea eurofobica esiste e le percentuali oscillanti sullo scarto di voti tra PD e Movimento 5 Stelle, descritti alla vigilia come i probabili due vincitori, l'hanno fatta apparire minacciosa per giorni. Il terrore di una spallata grillina, di quella che era stata definita strategia del vetriolo, dice molto. Sottolinea non la potenza della sua narrativa distruttiva, ma la debolezza delle certezze avversarie. Il disastro dei partiti al governo in Europa, Germania esclusa, sottolinea ancor di più un'affermazione del PD superiore alle previsioni. Renzi affidava al voto europeo, scrive ancora l'editorialista del Corriere della Sera, la legittimazione popolare che ancora gli manca per stare a Palazzo Chigi. Ebbene, l'ha ricevuta, seppure indirettamente. L'impressione è che il PD sia stato premiato per una sorta di credito personale accordato al suo leader e grazie anche alla paura di ceti moderati pronti a turarsi il naso e votare a sinistra per scongiurare il caos grillino. Il risultato garantisce la sopravvivenza al governo, un epilogo non scontato perché il Premier sa che il suo partito è disposto ad assecondarlo solo se si mostra vincente. Angelino Alfano è pronto a sostenere Renzi se gli garantisce uno spazio vitale che emancipi il nuovo centrodestra dal berlusconismo. Un'indicazione ancora incerta a notte fonda. L'asse istituzionale tra PD e Forza Italia dovrebbe comunque reggere, se non altro perché il centrodestra adesso teme ancor di più le elezioni anticipate. Bisogna solo capire a quali condizioni. Si conferma, conclude Massimo Franco, l'anomalia italiana, ma stavolta consegna all'Europa un bipolarismo sbilanciato Renzi-Grillo che rispetto ad altre nazioni premia la voglia di stabilità. Sciupare questa occasione significherebbe non voler capire il messaggio dell'elettorato. Io mi limito invece a non aver capito l'editoriale di Massimo Franco. Sarà una tara mia, sarà che ho dormito 3 ore, ma non ho capito l'editoriale. Vediamo di capire allora il commento di Cazzullo. La sconfitta di un sistema non è il voto di protesta annunciato dai sondaggisti, forse neppure lo shock salutare evocato da Romano Prodi, è qualcosa di più. Le elezioni 2014 saranno ricordate come la sconfitta storica di un sistema politico, scrive Aldo Cazzullo, che è un altro dei giornalisti in pianta stabile a Palazzo Chigi presso Renzi. È l'eclissi dei partiti tradizionali, il rigetto dell'establishment europeo. Proprio quando i cittadini sono chiamati per la prima volta a indicare il presidente della Commissione di Bruxelles, scelgono invece, in percentuale mai vista, movimenti che negano l'Europa e sostengono il ritorno al passato delle monete e delle sovranità nazionali. Nel Regno Unito lo UKIP triplica il 3% delle politiche del 2010, umiliando conservatori e laburisti. Il 3%, il 13%. Il Front National passa dal 6% delle scorse europee al 25%, primo partito di Francia. La bassa affluenza, a Londra ha votato 1/3 dell'elettorato, a Parigi meno della metà, non può essere un alibi, semmai è un aggravante, tanto più che le forze ostili all'Europa crescono dappertutto, dalla Danimarca all'Austria. Il risultato di ieri, scrive Cazzullo sul Corriere della Sera, indica 2 cose. L'Europa ha sbagliato la risposta alla crisi. Tutto il mondo ha reagito al crollo finanziario industriale con una politica di espansione e di investimenti. Soltanto l'Europa a guida tedesca ha seguito la linea dei tagli e del rigore, impoverendo tutti i paesi tranne la Germania. Non deve stupire che il voto in Germania sia stato l'unico a riprodurre schemi tradizionali. Ma non è solo questione di politica economica, prosegue Cazzullo.
Il voto europeo conferma una tendenza diffusa ben oltre il continente. Il segno del nostro tempo è la rivolta contro le élite, contro le istituzioni, contro le forme tradizionali di rappresentanza. E l'Europa è sentita come fondamento e garante di quelle élite contro cui ci si ribella. Perché, come ha detto Marine Le Pen, il popolo è stanco di obbedire a leggi che non ha votato e di sottomettersi a commissari che non hanno ricevuto la legittimità del voto universale. Ovviamente, commenta Cazzullo, il successo di forze xenofobe e scioviniste deve preoccupare, ma la risposta non è gridare allo scandalo. È un cambiamento profondo, apparati meno costosi, burocrazia più snella, un ceto politico capace di riformare se stesso, di rinunciare ai privilegi, combattere la corruzione. In quasi tutta Europa la sinistra non approfitta del fallimento di una commissione di Bruxelles egemonizzata dal centrodestra, anzi arretra, perché la sinistra stessa è vista come parte di quelle élite, di quell'establishment, di quel sistema che viene rifiutato. Ma leggere un risultato epocale con le lenti tradizionali della dicotomia destra-sinistra non aiuta a capire. Il vero confronto di queste elezioni, argomenta Aldo Cazzullo, è stato tra l'alto e il basso della società. Un confronto senza vincitori tra classi dirigenti anchilosate e populismo, tra il pensiero unico monetarista e la velleità di un impossibile balzo all'indietro. L'Italia non fa eccezione. Mai si era visto in una democrazia occidentale il movimento fondato da un ex comico arrivare alle percentuali raggiunte da Grillo un anno fa e quasi confermate ieri. E il PD si afferma perché si affida a un giovane considerato fino a ieri un usurpatore, un alieno, un corpo estraneo al partito, emerso grazie alla rude richiesta di rottamare la nomenclatura della sinistra e che pure a Palazzo Chigi ha continuato a costruire la propria politica contro, scegliendo come obiettivo polemico i sindacati, Confindustria, la burocrazia, le prefetture, la RAI, insomma il sistema. Un'Europa che funzioni meglio e una politica economica che mobiliti risorse ed energie contro la crisi saranno i rimedi migliori, ma l'onda populista non refluirà tanto facilmente e ogni paese, conclude Cazzullo, cercherà la propria soluzione. In Francia il trionfo del Front National finirà per rimettere in campo l'unico che, piaccia o no, ha il carisma per contrastare Marine Le Pen, il vituperato Nicolas Sarkozy. Questo è l'altro commento di prima pagina del Corriere della Sera. Non facciamo in tempo a spupazzarci tutti i titoli delle pagine interne. Tra poco però qui a Radio Padania il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Intanto buona prosecuzione d'ascolto, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Allora